Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Questa sera parliamo di una notizia di calciomercato clamorosissima perché una nostra rivale, la Juventus, ha trovato l'accordo con Milinkovic-Savic e Lotito. Allora, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere bianco-nero, no dell'Udinese, da Juventus stiamo parlando. Ovviamente l'Udinese non si può permettere accattare a uno di un livello del genere, Milinkovic Savic che attualmente è uno dei centrocampisti più forti della Serie A, ma direi anche in Europa è fra non il più forte ovviamente, ce ne sono tantissimi forti, però è lo metto fra i più grandi in Europa perché è un grandissimo centrocampista a mio avviso, è giovane, è un classe 95, ovviamente c'ha ancora da crescere, però è un grandissimo giocatore secondo me, ha un futuro avanti che potrebbe far crescere ancora di più la qualità di questo calciatore. Come riporta Sky, il centrocampista serbo della Lazio ha trovato l'accordo con la Juventus, destinazione che gli sarebbe molto gradita, ovviamente, prenderà di sicuro più soldi e poi ovviamente farà la Champions League, cosa che non fa la Lazio, lotterà per il campionato per vincere altri scudetti perché la Juventus si acquisterebbe anche Milinkovic, Savic, stammi da merda, ma tutte le squadre, non solo il Napoli, perché continuerà per anni ancora a vincere. Ovviamente ha preso Ramsey, sta prendendo Milinkovic, se prende Milinkovic Savic, io spero che no, che cose si fanno ancora peggio qua, perché la Juve si rinforza ancora di più. Resta però da capire quali saranno le richieste dei biancocelesti. La scorsa estate Lotito aveva chiesto 100 milioni per Milinkovic Savic, ovviamente. Si trattava su questa base qui. Però la Juventus voleva abbassare un po'. Voleva andare sui 70-80 milioni. Aggiorniamo presto però. Milinkovic e la Juve hanno messo paletti importanti per l'ingaggio sotto aspetto contrattuale. Si vede che Milinkovic Savic e la stessa Juve si sono accordati per l'ingaggio, cioè hanno preso, come posso dire, un accordo fra il giocatore e la società, lo stesso agente ovviamente del giocatore che si occupa di Milinkovic Savic, aveva preso l'accordo con la Juventus, sembrerebbe che c'è l'accordo, dice che c'è anche e anche con Lotito, così dice. Speriamo che no, perché sarebbe un colpaccio per la Juventus, un colpaccio sia per oggi ma sia per il futuro perché un classe 95 la Juventus metterebbe in cassa un altro colpaccio, non solo dopo l'anno scorso il colpo più inaspettato di tutti, da tutti noi, ha preso Cristiano Ronaldo, uno fra i due più forti al mondo come sappiamo, come sapete. Ora anche Milinkovic Savic, un altro colpaccio a centrocampo, sarebbe per la Juventus. E che colpo, dopo Ramsey si verrebbe a aggiungere un altro giocatore molto importante perché lui potrebbe giocare in più di un ruolo, può giocare come semipunta, sarebbe dietro la punta, seconda punta, no? Trequartista, dietro le punte, mediano oppure centrocampista centrale, giocatore di molta importanza, alto 1,91 m, un classe 95, appena 20-21 anni, che mi metti più, fortissimo di testa, grandissimo tiro, bravo negli inserimenti, spettacolare. A me c'è un piede, che ne parliamo a fare, basta vedere il gol di punizione che ha fatto con il Bologna, il gol importantissimo in Coppa Italia che ha fatto alzare la Coppa Italia alla Lazio. Ovviamente non ha fatto gol solo lui, però ha messo il gol più importante, diciamo, per portare la vittoria alla Lazio perché l'ha aperta lui la partita con un grandissimo gol, come sapete, di testa, fortissimo, a me mi piace tantissimo Milinkovic Savic, come ripeto e vi ripeto, io lo avrei preso al posto di Marek, però i soldi non ci stanno, può pigliare, sappiamo che il nostro presidente deve sempre sacrificarci, sarebbe un colpaccio della Juventus, io spero e voglio secciare pure col Ciucciariello, tocchiamo il cornicello e speriamo che Savic non viene Ciucciariello, perché se viene ci fanno male a capo veramente, Fatemi sapere voi cosa ne pensate.
di questo colpaccio se avverrà della Juventus? Voglio nei commenti, speriamo di no. Lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, mi raccomando, tanti like amici. Ed iscrivetevi al mio canale sotto il video, Napuliello87. Seguitemi anche su Instagram come Napuliello87. Buona serata a tutti amici miei e forza Naples!